ringrazio il sindaco per questa introduzione, per questa serata, per questo invito, perché mi dà lo spunto per dare subito due suggerimenti. Poi vi faccio mica una relazione paudata, come avete chiesto. Due suggerimenti sono: uno, per tutta l'esperienza che io ho fatto sui processi partecipativi in campo urbanistico e territoriale, non fate un processo partecipativo timido, perché questo è penso. Se uno convoca la popolazione per sentire cosa dice, cosa vuole e poi fa diversamente, è meglio non farlo, perché sarà possibile risolvere come consiglio per l'esperienza. Ora, questo vuol dire che un processo partecipativo vero, cosa intendo? Non un'assemblea o una serie di assemblee in cui l'amministrazione spiega ai cittadini cosa vuol fare, ma la ricostruzione di una capacità dei cittadini di ascolto, ma anche di produzione di idee, di conoscenza del proprio territorio, dei propri valori. Io parlerò stasera di patrimonio territoriale proprio perché oggi la nostra vita è una vita estranea al territorio. In parte avviene per comunicazioni telematiche, in parte ci spostiamo su autostrade, su pochi canali. Abbiamo semplificato il territorio agricolo, non lo conosciamo più, nessuno sa più da dove arriva la luce, cioè siamo ignoranti della nostra rivoluzione e dei nostri beni comuni. Quindi c'è un processo partecipativo, è un processo molto serio, che è innanzitutto un processo rieducativo a vedere, a saper guardare, a saper interpretare. In questo processo, per l'esperienza che ho fatto, si ricostituisce anche una comunità, si ricostituisce un senso di appartenenza. E questo è il primo punto che vi sento di dirvi. Il secondo è quello su questa storia blocco del consumo di suolo. Ormai se ne parla in tutta Italia, in tutta Europa. Siamo arrivati a dei livelli insostenibili di consumo di suolo, che guardate bene, noi consumiamo in una fascia mediterranea e temperata quei pochi suoli delle terre emerse, che sono già il 13% di tutto il globo, c'è poco, consumiamo le fasce più ricche per l'agricoltura, cioè quelle di classe 1, 2 e 3, sono 8 classi, e le più ricche, pensate all'Emilia, alla pianura padana, ma anche alle nostre piccole pianure della Valle dell'Arno, qui della vostra valle, del vostro fiume, cioè, consumiamo nelle espansioni urbaniche in classe 1, cioè quelle più fertili, quando in tutto il mondo ormai il terreno agricolo è considerato una risorsa scarsa. Prima si era troppo, adesso è diventata scarsa per tanti fenomeni di urbanizzazione, di inquinamento, di desertificazione. Pensate che la Cina sta coltivando riso in Mozambico, sta comprando intere foreste con governi conniventi che cacciano le tribù per impiantare cinesi che devono produrre energia da biomasse e cibo per i cinesi. Questo vi dà un'idea globale del problema del cibo. Quindi diciamo, sul consumo di suolo agricolo non si discute più, è un dato di partenza. Quello che diceva il sindaco è un'altra cosa, cioè partiamo di lì, ma non possiamo dire che facciamo piani in cui blocchiamo tutto. Ma allora qui c'è un'idea diversa di sviluppo territoriale, di uso del patrimonio, di uso dell'energia del territorio, sia fisiche, materiali che culturali, e c'è anche un'altra idea di edilizia e di costruzioni, perché noi siamo abituati da anni ad un'edilizia scassatissima dal punto di vista tecnologico, perché è vissuto la rendita, cioè col commercio dei terreni, il suo profitto è stato dato a queste enormi espansioni in periferia dove si costruiva dozzinalmente. Il problema del riuso e della riqualificazione del riciclo urbano, eccetera, delle nostre immense periferie, è un problema di cambiamento della qualità dell'edilizia, sia dal punto di vista energetico, bioenergetico, costruttivo, di modelli urbanistici non diffusi, non dispersi, che permettano delle polarizzazioni con il trasporto pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è solo un problema di dire di qui c'è una linea rossa di cui non si costruisce più, ma di dire cosa si fa all'interno. Noi abbiamo delle periferie disgraziate,
Io faccio il pianificatore, ma mi vergogno della nostra epoca, perché guardate un centro storico come questo, poi andate nelle periferie, ditemi se abbiamo costruito delle città, abbiamo costruito degli ammassi di case, una dietro l'altra, intervallate da supermercati, su vincoli autostradali. Non sappiamo pensare città. Ecco, forse una riflessione sul blocco del consumo di suolo agricolo ci aiuta a ridiscutere collettivamente cosa significa costruire città, o meglio ricostruire città da quegli ammassi informi che sono le nostre periferie di bassissima qualità architettonica, ambientale, urbanistica. Guardate bene, negli standard del 68 che applichiamo ancora ora non c'è né le piazze, non ci sono gli spazi pubblici, c'è il verde dell'abitante, lo spazio scuola per l'abitante, il garage per l'abitante, l'auto sotto il letto. Non c'è una cosa che dica se tu fai una nuova organizzazione devi fare uno spazio pubblico, non esiste. Quindi per dirvi come ci siamo autodegradati nella concezione della vita collettiva. Non parliamo dello spazio agricolo, cioè non c'è uno standard di spazio agricolo per le città, cioè c'è uno standard di verde, se noi conteggiamo anche tante aiole, tante rondò, e quindi abbiamo da conteggiare, e cioè per noi è verde, però alle aiole spartitati, cioè un verde generico, un verde urbano generico negli standard. Noi stiamo lavorando per la costruzione di uno standard di verde agricolo per le città, che vuol dire la crescita spontanea immensa che c'è, riordinata di orti urbani, di giardini, di frutteti. Roma e Milano sono l'esempio più eclatante. Tutto il parco sud di Milano si sta riempendo di lottizzazioni di orti urbani in cui la gente con i bambini viene da Milano, arriva nel parco agricolo, coltiva. E questo un po' per la crisi, ma un po' anche per un'idea diversa del rapporto tra la città e la sua campagna, come è sempre stato nella storia delle nostre città.